Preso in prestito il campo dei cugini del Sarginesco, il Castellucchio vuole salire sull'ultimo treno per i playoff, ospita la Visnova Giussano, subito pericolosa nei primi minuti, a scanso di equivoci mette in calcio d'angolo Corneliani. Oggi non c'è Marcello Olivetti, si forma una mischia pericolosa, pericolo scampato per il Castellucchio, che però continua a subire la pressione dei giocatori allenati da mister Terraneo. Ancora un pericolo che nasce dal settore di destra, la conclusione vincente di Vitulli, siamo al 13°, in vantaggio la Visnova Giussano con Vitulli. Poi ancora Contesini costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo sugli sviluppi del corner, ancora Vitulli in rete, approfitta di una corta respinta del portiere su conclusione di Mauri, 2-0. Davvero come un pugile suonato il Castellucchio, comunque ci prova senza avere mira precisa né da parte di Piccetti prima né di Zampedri poi. Ancora una conclusione dal limite bloccata però senza alcun problema dal portiere Rossigni. Punizione di Zampedri, qui Rossigni deve usare i pugni, si forma un groviglio mostruoso, infine si salva la Visnova Giussano. Quindi il colpo di testa di Piccetti che impegna ancora una volta Rossigni, ma al 45° c'è un'azione di contropiede, c'è Colombo tutto solo, libero di battere Contesini, 3-0, partita virtualmente chiusa e l'arbitro, il signor Cataldo di Bergamo, manda le squadre negli spogliatoi. Castellucchio che è l'ombra di se stesso. Si va al secondo tempo. Ancora gli ospiti che sono un incubo, qui ci prova con il sinistro Bonanomi. 55°, controllo volante, gol splendido di Colombo, firma così anche lui la sua doppietta personale dopo quella di Vitulli. Castellucchio 0, Visnova 4. Rischia davvero di capitolare oltre misura la squadra di Castellucchio, che però si salva qui con Contesini. Poi c'è un sussulto d'orgoglio, siamo al 69°, Piccetti si libera anche del portiere e segna il gol dell'1-4. In qualche modo si rianima la formazione di Castellucchio, sfonda ancora per vie centrali Piccetti, ci pensa ancora lui, doppietta anche per Piccetti, affretta i tempi il Castellucchio, a questo punto pensa a come riaprire questa partita. C'è il colpo di testa di Venerini, è entrato nella ripresa al posto di Maroni, ma non c'è più tempo per tentare una rimonta e allora è il Giussano che festeggia l'eccellenza. Il Castellucchio di Ragazzoni non può che aspettare e sperare. Castiglione Mantovano, campo Corrado Boldrini, la Roverbellese a un passo dal sogno, ospita il Villongo, squadra bergamasca. È subito la squadra di casa che attacca e va al tiro ripetutamente. Qui il destro di Gallina trova l'opposizione di Belussi, molto più impegnato il portiere bergamasco. Qui il colpo di testa di Bonetti termina sul fondo, ma attenzione alla squadra in maglia rossa che sfiora il gol, ma è bravo Righetti a opporsi a Membrini. Subito dopo è la traversa a salvare la Roverbellese sul colpo di testa di Gualandris nel finale di tempo, quindi due acuti della squadra allenata da mister Corsini. Poi uno slalom di Marino, mette il pallone in mezzo, il colpo di testa di Dalle Molle, Belussi toglie letteralmente il pallone dal sacco e il primo tempo termina sul punteggio di 0-0. Ricordiamo, in caso di parità al 90° supplementari ed eventuali calci di rigore. Fischio d'inizio dell'arbitro signor Raus di Brescia. Attenzione, passano pochissimi secondi, ruba palla Bonetti, si invola tutto solo e di piatto batte Belussi per l'1-0. Sono trascorsi soltanto 11 secondi dall'inizio della ripresa. Ha segnato Bonetti, che cerca una persona in mezzo al pubblico, e chi è? È la fidanzata. Intanto di bacio festeggia Bonetti il gol che ha portato in vantaggio la Roverbellese, ma il Villongo non è in vena di romanticismi, va alla caccia del pareggio immediatamente e c'è Gatti che filtra dentro l'area, lamenta una trattenuta da parte di Alai, quale poi va a scontrarsi con il giocatore in maglia rossa. I due si spiegano in questo modo.
non molto amichevole. E al 75esimo arriva il raddoppio con Marino e la Roverbellese raddoppia, e a questo punto può davvero scatenarsi la festa sulle tribune stracolme di Castiglione Mantovano. Ancora una possibilità ghiottissima sprecata in questo modo da Membrini. Non è evidentemente la giornata buona per il Villongo. Bandiere biancocelesti in tribuna. C'è anche il tempo per un'espulsione, un fallo di reazione di Lokis, che al 91esimo viene invitato dall'arbitro ad accomodarsi negli spogliatoi anzitempo. Ed è proprio finita, esulta la Roverbellese, l'allenatore Anselmi, il direttore sportivo Micheletti, la squadra e i tifosi per questo sogno diventato realtà. Siamo a Marcaria, terza tappa del cammino della Don Bosco verso la prima categoria. Oggi i biancocelesti di Avona ospitano i milanesi della Pregnanese, che giocano in maglia giallo canarino. La squadra di casa vede il rientro di Ampong, sono assenti Benetti e De Cesari. Nicoletti è nell'11 iniziale, recuperato all'ultimo momento. I primi minuti di gioco sono tutti nel segno della Pregnanese, squadra che da 4 anni affronta i playoff senza però riuscire mai ad ottenere l'accesso alla prima categoria. C'è anche un pullman di tifosi milanesi, guardate, è un autentico assedio alla porta di Galetti. Poi c'è un calcio di punizione battuto da Lanzi. Il colpo di testa di Azzi che colpisce il palo, e sulla successiva ribattuta Ampong manda alto sopra la traversa. Occasionissima per la Don Bosco, finisce così il primo tempo sul punteggio di 0-0. Andiamo con le immagini girate da Lorenzo Margonari alla ripresa. Attacca la squadra della Pregnanese, conclusione dal limite dell'area di Polimeno, mira non precisa per fortuna della squadra di Marcaria, ma ancora Polimeno ha un buon pallone. Lo Scodella questa volta in mezzo in direzione di Brescia, deve uscire Galetti per coprire lo specchio della porta. E siamo arrivati al 90esimo, non si sblocca il risultato e allora si deve ricorrere a 2 tempi supplementari. E il primo tempo è molto vivace, occhio a Mattia Lina che impegna così Pastore, è entrato Lina sulla fascia sinistra, sempre molto pericoloso. Poi un pallone vagante in area, lo colpisce Ampong, c'è anche un tocco sospetto, qualche protesta. L'arbitro, che è il signor Locantore di Brescia, lascia proseguire, quindi un altro palo colpito dalla Don Bosco. Attenzione al contropiede non concretizzato da Radaelli, anche perché c'è Azzi che gli chiude bene i varchi. Ancora una possibilità ghiotta per Polimeno, aveva tutto il tempo per calciare. Si va dunque al secondo tempo supplementare e vorrebbe chiudere i conti la Don Bosco, trova lo specchio della porta Mazzoni, conclusione ribattuta, poi ancora protagonista il portiere Pastore. Si decide tutto ai rigori, Mazzoni trasforma il suo, Lombardo invece sbaglia così e si dispera. Spazzini, il suo sinistro, con la mano di richiamo ci arriva Pastore, tutto da rifare per la Don Bosco, sul dischetto Polimeno, spiazza così Galetti. Terza sequenza, Lina non sbaglia, incrocia bene col suo mancino, il destro potente, rincorsa lunga e gol di Brescia per il 2-2. Va sul dischetto Lanzi, spiazza il portiere ma coglie il palo, si fa dura per la Don Bosco, ma c'è Galetti bravissimo a sventare il penalty di Milani. Azzi poi non ha difficoltà a trasformare il suo penalty, tocca a Croce, il suo sinistro, indovina tutto Galetti, para, 3-2. La Don Bosco così passa il turno, affronterà domenica prossima a Muggiò l'ultima tappa del suo cammino. Il Muggiò oggi ha battuto sempre ai calci di rigore il San Leonardo. E in bocca al lupo alla Don Bosco.